amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati, è sempre un piacere entrare nelle vostre case e raccontarvi quello che accade in giro sul nostro territorio. Oggi sono al Teatro Angelo Musco per Fiat Voluntas Day di Giuseppe Macri, rivisitato da Antonello Capodici, protagonista Gino Astorina. Venite con me. È una commedia curiosamente attuale. L'originale è straconosciuta ed è forse la commedia più rappresentata del repertorio siciliano. In maniera casuale si è aperta questa finestra di coincidenze per la quale l'originale parla della spagnola, che come sapete fu l'epidemia terribile tra il 19 e il 21 del secolo scorso, e sembra che si parli per certi aspetti del Covid. Naturalmente la commedia è molto altro ed è soprattutto un affresco di una società che parzialmente è rimasta e invece per altri versi è tramontata e che si impernia sui temi che sono senza tempo, cioè la passione, l'amore, l'adulterio, il matrimonio. Comunque si sente, entrando si sente amore. Ma sei tutto bagnato! E dice, sta nevando, buttando con sicchietto bush stanno. Il mio parroco, anche se allegro, in fondo è un uomo solo, un uomo che vive nella sua solitudine, però viene coinvolto all'interno di un turbinio di situazioni di azione. Ma non posso spoilerare, ragazzi, perché bisogna venire in teatro. Oggi abbiamo fatto la prima, ora ci sarà un bel venerdì, sabato, domenica, poi anche la prossima settimana. Allora venite per capire quello che succede. Non è un giallo, è da ridere, ma venendo capirete quello che succede. No, non passare la bambina dalla mano di Santo Rocco! Che scavo! Ah, ma era tutto spuzzolato che scavo in terra, migliaia di volte più galla, mica mano, a mano, Santo Caesi, perché mica mano mentre non ce l'ha, ora c'è, aspetta, Santo Rocco, che la mano di Santo Caesi! Bravissimi gli attori, tantissimi, sto divertendo. Interessante, divertente, che ci fa sorridere, anche ci fa anche riflettere, perché tocca anche delle tematiche che interessano tutti noi. Bello, poi a me piace Astorina e quindi sono qua con lui. Mi è piaciuto la parte, diciamo, la modernizzazione del testo. Sì, no, scorre bene, veloce, molto vivo, dinamico, quindi gradevole. Noi oggi ma non avevo niente da dire. Non avevo niente da dire. Eppure io penso che qualche cosa in comune l'avevo. Oh, scusate, no, stavo leggendo il volantino del Teatro Musco e ho scoperto che in realtà Fiat Voluntas Day è soltanto il primo dei 7 appuntamenti della tradizione che vedranno sul palco del teatro i migliori artisti del nostro territorio. Chissà, magari pure noi torneremo a fare un salto qui in teatro. Alla prossima!